Buongiorno cari amici, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Oggi parliamo della legge dei tre mondi che corrisponde al numero 9 secondo le leggi magiche. Abbiamo detto appunto che Ermete Trismegisto ci ha fornito con brevi frasi grandissimi spunti di riflessione per comprendere appunto le leggi che regolano il mondo visibile e invisibile. Dunque vediamo qual è l'assunto che corrisponde alla nona legge. È per questo che io venni chiamato Ermete Trismegisto, perché possiedo le tre parti del mondo, che potrebbe essere dell'universo, del creato. Ecco. Allora, è scritto su tre righe. La cosa interessante è che già torniamo appunto a ritroso in un certo senso, come aveva fatto per le prime leggi, dove aveva appunto utilizzato una classificazione anche a colpo d'occhio, così come per la legge dell'ottonario, che appunto era divisa in due quartine e così via. Anche qui però direte perché però 3 sono 9 e invece sono solo 3 righe, ma molto semplice. È per questo che io venni chiamato Ermete Trismegisto. Allora, Trismegisto vuol dire il 3 volte grande e abbiamo un 3, poiché possiedo le tre parti del mondo nell'ultima riga. Dunque abbiamo 3 righe dove viene ripetuto il concetto del 3, ben 2 volte. Dunque abbiamo qui il 3 per 3 che porta al 9, cioè 3 righe per 3 volte l'assunto, cioè ripetuto perché il significato stesso della legge è nascosto nella ripetizione del 3. Infatti in magia il 9 non solo è il simbolo, diciamo, del completamento, ma ci ricorda che tutto il mondo creato è a manifestazione della triade. Ok? Dunque c'è già un 3 nell'uno, ma il mondo creato a sua volta, manifestando la triade, ha un triplice aspetto. Dunque abbiamo visto anche quando abbiamo parlato appunto della triade come qualsiasi cosa contenga o comunque abbia tre aspetti. C'è l'aspetto positivo, l'aspetto negativo e la parte che mette in comunicazione queste due polarità, che è l'aspetto neutrale della situazione. E abbiamo appunto conosciuto le diverse polarità. Questo aspetto è molto evidente però anche nella qualità, per esempio, appunto degli aspetti che compongono appunto ogni cosa creata. Prendiamo per esempio l'acqua, ecco che è l'aspetto ed è uno degli esempi che abbiamo usato anche in altre occasioni, ma perché si presta benissimo a spiegare le leggi e a capire appunto come siano perfettamente armonizzate in questo elemento che appunto è molto ben visibile e conoscibile. Abbiamo un primo stato che è lo stato solido, che corrisponde appunto al ghiaccio. Abbiamo lo stato liquido e lo stato gassoso. Dunque abbiamo uno stato liquido mette in comunicazione i due opposti, cioè la parte gassosa invisibile e la parte solida tangibile. Infatti anche il corpo fisico corrisponde perfettamente a questo manifestarsi, a questa regola, diciamo così, della manifestazione. Poiché abbiamo un corpo fisico, dunque tangibile, visibile, un corpo astrale o eterico o sottile, quel dire perché così come lo vogliamo definire, è un corpo che è un corpo spirituale invisibile. Allora sappiamo che il corpo fisico è possibile, è visibile ed è
tangibile proprio dai sensi fisici e dunque è la parte più densa, oseremo dire, che si muove a una velocità molto ridotta. Abbiamo invece poi un corpo astrale che è diciamo la parte magnetica del nostro organismo e che appunto ha un suo campo e c'è anche chi è in grado di vederlo intorno alle persone, chi è in grado di distinguerne perfino i colori, infatti l'aura è questo, è il corpo astrale delle persone, cioè manifesta il magnetismo e la loro qualità energetica, diciamo così, che può essere poi influenzata da tantissimi fattori che ne stabiliscono grado di sviluppo, intensità, luminosità e colorazione. E in genere è uno strato che circonda tutto il corpo per uno spazio di 10-15 centimetri. Ed è uno strato radiante, qualcuno è in grado di percepirlo. Esiste poi appunto la terza componente che è una componente invisibile. Allora, dovendo osservare appunto il libro della natura per dare delle risposte al perché alcune componenti del nostro corpo non sono visibili ma pur sempre presenti, osservando proprio l'esempio dell'acqua possiamo vedere come eh, la velocità degli atomi che compongono appunto la struttura molecolare dell'acqua sia molto differente a seconda del suo stato. Dunque vedremo che dovendolo analizzare al microscopio il moto delle molecole e degli atomi all'interno insomma, di un cubetto di ghiaccio è decisamente limitato rispetto alla velocità che assumono le stesse ad una differente temperatura o stato di manifestazione. Allora, per rispondere dunque ad alcuni quesiti che possano spiegare ulteriormente il perché esistono delle componenti non visibili, possiamo ricorrere alle spiegazioni della fisica quantistica e anche alle prime basi che ha posto Einstein osservando e adattando altre leggi. Noi sappiamo appunto, abbiamo visto già in un'altra legge magica, abbiamo utilizzato l'equazione E uguale m2c al quadrato, no, m2c, scusate. Abbiamo visto appunto che c sta per la velocità che è pari a 300.000 km al minuto secondo. L'ho dovuto leggere perché non me lo ricordavo, comunque me l'ero appuntata. Ecco, prendiamo questa velocità e assumiamo il fatto che a questa velocità, ed è stato visto come appunto ehm, se già per esempio ehm, eh, la velocità della luce è praticamente istantanea, ma presumiamo che la velocità del pensiero sia addirittura superiore della velocità della luce. E abbiamo però delle piccole considerazioni da fare, e cioè che se noi prendiamo in esame come è strutturato il nostro mondo, noi vediamo che possiamo valutare non solo l'aspetto della velocità, la velocità però si muove in uno spazio e questo spazio attualmente secondo le leggi del nostro livello esistenziale si distribuisce su tre coordinate che sono la larghezza, la lunghezza e l'altezza. Se a queste tre coordinate aggiungiamo la quarta coordinata del tempo, noi appunto possiamo completamente osservare la nostra creazione, ecco, che si fonda appunto su le coordinate spaziali e la coordinata temporale. Allora, cosa succede però
che Einstein introduce il concetto della relatività, cioè noi non possiamo considerare tutto da un punto di vista assoluto, cioè la percezione dello spazio e del tempo cambia in base al riferimento con cui si fa il paragone e il confronto. E sulla base di questo paragone e confronto, appunto, la percezione che varia ci può far capire come in alcune situazioni il tempo sembri dilatarsi e così dunque anche dare una sensazione di rallentamento di questa velocità e come sulla base appunto delle dimensioni fisiche a differenti stati uno stesso regolo si contrae diminuendo il proprio spazio oppure si espande, espandendo il proprio spazio. Dunque, cosa significa questo? Che non esistono percezioni assolute, ma percezioni relative. Questo può spiegare, appunto, come mai la nostra fisicità che è completa nei tre corpi venga percepita in modi differenti e soprattutto le tre componenti siano differenti tra loro, proprio perché si muovono su livelli differenti tra essi. Cioè abbiamo un livello che è fisico, dunque esiste una certa tipologia di regole che governano questo livello e possiamo aspettarci che queste stesse regole in forme diverse regolino anche gli altri due livelli. Dunque si assume che a una velocità della luce la contrazione fisica o comunque di questa manifestazione che per esempio il corpo astrale vada a annullarsi, cioè la fisicità tende a sparire, così come la sua velocità, cioè il corpo astrale diventa invisibile proprio grazie a questa differenza di velocità che produce appunto esiti differenti di contrazione e moto. Allora, cosa abbiamo qui? La spiegazione del perché comunque il corpo astrale è invisibile, ma ha comunque una sua limitazione fisica. Perché invece lo spirito è al di là dello spazio e del tempo, è addirittura onnipresente, al di fuori si può considerare eterno, dunque al di fuori della coordinata temporale? Il perché è spiegabile dalla sua velocità. Dunque se il corpo astrale raggiunge, parifica la velocità della luce, il corpo spirituale supera la velocità della luce. Dunque questa velocità, questo superamento di questa barriera la porterebbe in una dimensione dove non esiste più né lo spazio né il tempo. Ecco, allora abbiamo questi due opposti. I due opposti sono lo spirito e il corpo fisico, dove come agente intermedio neutrale abbiamo il corpo astrale. Non ci deve sorprendere comunque questa suddivisione, in effetti l'albero della vita cabalistico è diviso in tre colonne. Anche qui appunto si ripropone la veridicità su tre colonne, addirittura su tre righe e tutto confluisce poi nella creazione. Ecco che abbiamo insomma tutta una serie di riflessioni molto importanti e che dobbiamo tenere in considerazione nel momento della pratica magica, cioè dobbiamo essere sempre estremamente consapevoli della triplicità delle tre sfere della creazione, e cioè tutto si riconduce alla triade. La figura, ve la disegno, che corrisponde a questa legge è questa, e cioè, ho preso una penna che non scrive, quando uno fa le cose non si prepara, allora, ecco, un cerchio che contiene un triangolo che a sua volta contiene un quadrato. Allora, ecco, vedete?
E adesso vediamo perché. Il quadrato corrisponde al piano fisico, abbiamo visto le tre coordinate spaziali e la coordinata temporale, ma abbiamo visto anche che in origine, quando abbiamo parlato della legge del quaternario, il quadrato corrispondeva appunto alle tre forze, positivo, negativo e neutrale, a cui viene aggiunta la forza, la spinta creatrice. Dunque il piano fisico non può che corrispondere al 4 e di conseguenza la forma geometrica che corrisponde al 4 è il quadrato. Abbiamo visto come nella legge della triade e appunto che la creazione nasce da un'idea e il mondo delle idee corrisponde alla triade, appunto. Dunque il triangolo che contiene la creazione, perché dà origine alla creazione, prima in principio del mondo delle idee. E che cos'è il cerchio? Ne abbiamo parlato anche quando abbiamo parlato appunto della figura del cerchio e del triangolo in magia, potrete andare a cercare il video per integrare, il cerchio è l'assoluto, la perfezione. Dunque è quello che contiene a sua volta e circoscrive tutto. Io spero di avervi dato appunto qualche altro spunto di riflessione e vi ringrazio per avermi ascoltato fino qui. Vi rimando alla prossima condivisione. Un grandissimo abbraccio dalla vostra Hildegarda. A presto.